civiltà. Si invitano, pertanto, gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. Amici della divisione, buon anno! Pagina 8 di 30 del campionato di Serie A di futsal. I campioni d'Italia in carica, anzi i super campioni della Meta Catania, fanno visita alla Fortitudo Pomezia con l'unico obiettivo di fare bottino pieno. Dall'altra i padroni di casa che devono tornare a vincere, perché la classifica dice che è il momento di cambiare marcia. È la prima del nuovo anno e al Pala Lavinum di Pomezia va in scena il recupero dell'8ª giornata di Serie A di futsal. È Fortitudo Pomezia contro Meta Catania. Squadra in campo e poi partiamo. Sfilano i padroni di casa in maglia rosso-blu, pantaloncino completamente rosso, rispondono gli ospiti con tenuta completamente bianca, squadre che arrivano ovviamente a questo incontro con due percorsi totalmente diversi. La squadra di Mister Quarra ha appena vinto la Final Four di Supercoppa italiana, vincendo prima con il Lecco e poi comodamente con la MUAP Napoli in finale. Dall'altra la squadra di Angelini che arriva da, mi permetto di dire, l'ennesimo pareggio di questa stagione, un altro pareggio lontano da casa, 3-3 sul campo della Came. Due classifiche diverse perché la Fortitudo al momento è a 11 punti in una zona neutra tra i playoff e i playout. Con un'ipotetica vittoria potrebbe andare a mettere gli occhi sull'ultimo posto per i playoff. Dall'altra Catania che invece vincendo andrebbe a mettere un po' di fiato sul collo alla lepre, anzi la volpe di questo campionato. Intanto un minuto di silenzio per splendido minuto di silenzio che ha visto commosso Michele Raubo in panchina, al quale ci stringiamo per la perdita del suo amato nonno. C'è però una partita da giocare, abbiamo visto anche, e concludo, il messaggio dei tifosi in suo onore. C'è una partita da giocare, ci sono in campo le due squadre, sul pallone c'è Lugero Lopez, andremo poi a dirvi anche i quintetti. Mister Quarra sceglie tornatore tra i pali Bocao, Capitan Musumeci, nominato anche miglior giocatore del Final Four di Supercoppa, Pulvirenti e Luis Turmena.
Dall'altra parte mister Angelini si affida a Capitan Moliterno tra i pali, Bueno, Mateus, Michelangelo e ovviamente Lugero Lopez come riferimento davanti. Primo pallone l'ha mosso la Fortitudo, lo lavora Bueno, braccato subito da Musumeci, costretto al ritorno dietro. Bocao prima di Lugero, poi Pulvirenti accomoda su Turmena, di prima Capitan Musumeci, palla nella terra di nessuno. E prime rotazioni per la Fortitudo dopo appena 32 secondi probabilmente, e mi sento di togliere probabilmente, c'era una giocata con un quartetto predisposto. Michelangelo, Gattarelli prova ad andare in banda, breccato da Pulvirenti, o possibile 2 contro 1, calcia Turmena, murato da Angelo, poi Lugero, protezione su Bocao che spende il primo fallo della partita. Cutrupi cerca Lugero Lopez, il pallone non è uscito, cambio lato su Gattarelli, pallone scomodo, allora contromovimento di Cutrupi, Moliterno lo cerca con il pallone, troppo lungo per il numero 16, può ripartire con le mani Tornatore. Turmena, Musumeci lascia il pallone andare, poi Gattarelli prima di Pulvirenti, Bocao sul pallone a metà, Lugero, Michelangelo sterza, destro in porta, Tornatore, poi Lugero Lopez trova Bocao. Prima occasione della gara targata Fortitudo, 2 volte col destro, prima Michelangelo, poi Lugero Lopez. Solo angolo per i rossoblù. Sul pallone Michelangelo cerca Lugero, poi palla forte dentro, Pulvirenti più lontano che può. Il pallone non fa molta strada perché incontra la parte alta del palazzetto. Rimessa in zona offensiva per la Fortitudo. Cutrupi la tocca, Michelangelo verso la porta, Bocao prima, la palla è ancora della Fortitudo. Gattarelli suolata per Cutrupi, mancino alto, Turmena a memoria su Pulvirenti, anticipato da Gattarelli sulla seconda palla, però arriva Musumeci, torna Michelangelo, l'ultimo tocco è il suo. Turmena con molta calma va a riprendere il gioco, la mette per Pulvirenti, Turmena di prima, doppia deviazione, blocco illegale di Bocao, è il secondo fallo di squadra per la meta dopo appena 1 minuto e 50. È giallo, dice mister Angelini, è il secondo fallo di Bocao in meno di 2 minuti. Non è della stessa idea il primo arbitro della gara. Ora Lugero Lopez prova a girarsi, ottiene il massimo. Michelangelo per Gattarelli, solo punta, pallone largo, Tornatore può rimetterla in gioco, è così, Turmena e poi Musumeci, ancora addosso, Bocao con calma sul capitano, in banda si muove Pulvirenti, Turmena gli lascia campo, ora da Pulvirenti in banda,
Pressione che funziona, quella della Fortitudo. Cutrupi. Cambio lato su Gattarelli, la vorrebbe ancora il 16, la ottiene. Doppio scambio e poi servizio per Ruggero Lopez, che avrebbe gradito un passaggio più preciso. Bocao fa comunque buona guardia. Turmena, contromovimento di Pulvirenti, l'ha visto Turmena, l'ha servito, ha sbagliato però lo stop. Il numero 6 della meta, Michelangelo, da Ruggero Lopez che prova ad andare, contrastato ancora da Bocao. Angolo Fortitudo quando sono passati nemmeno 3 minuti di gara. Gestito male però dagli uomini di Angelini, che ora vuole la pressione. Arriva Silvestri a dar fiato a Bocao. Musumeci sulla pressione di Cutrupi, prova ad andare da Pulvirenti che viene anticipato. La palla ce l'ha ancora la Fortitudo, la perde però Michelangelo. Turmena prova ad andare, Gattarelli senza fallo, poi Silvestri mette ordine. Turmena a memoria, cambio lato su Pulvirenti, il controllo stavolta è buono. Ultimo tocco di Michelangelo e stravolto il quartetto da mister Angelini. Dudu a memoria verso Matteus, arriva Tornatore solo sul pallone. Ad anticipare Matteus. Dudu, Matteus sul mancino, prova ad andare forte in porta, pallone alto. Tornatore con le mani da Anderson, che non è un avversario semplicissimo da contrastare. Podda, Gianluca, Silvestri, ancora per il numero 7 che cambia lato su Podda. Silvestri indietro da Tornatore che cerca Anderson. Moliterno molto attento, poi decide di lanciare per Raubo. Il pallone oggettivamente difficile da gestire. Podda verso Anderson, Matteus prima, Silvestri poi e Moliterno a far protezione. E può ripartire con le mani il capitano della Fortitudo, anzi no, è rimessa. E allora Bueno sul pallone. Tutta nella propria metà campo la Fortitudo. Ora va a scambiare nello stretto Bueno sulla pressione di Gianluca, aiutato dal lavoro di Matteus. Raubo la controlla, poi Dudu, poi Matteus. È uscita molto bene la Fortitudo. Ora Bueno, sfidato, Anderson in fascia, arriva Tornatore e la mette in out. Bueno, Matteus
a campo. Dudu, Matteus vuole andare da solo, ancora angolo. Mister Quarra chiede un contatto falloso. Anche Pulvirenti si è beccato qualche richiamo da parte dell'arbitro. Mi è sembrato di capire che l'indicazione è quella di non far parlare troppo le panchine, e se ho capito bene il labiale ha detto a Pulvirenti: hai la fascia? No, con me parla solo il capitano. Ci ha provato Matteus, tentativo forte come sempre, ma anche molto distante questo dai pali difesi dal numero 1 della meta, che ora va a lungo con le mani. Moliterno con i piedi la restituisce. Allora altro tentativo per il numero 1 dei siciliani. Gianluca, anticipato Anderson, poi Matteus commette un errorino, sta andando anche in porta. Attenzione al colore del cartellino, giallo per Matteus al primo fallo. Sanzionato al primo fallo. Dopo 5 minuti di gara, il primo cattivo è Matteus, che ha rischiato parecchio. Ora tentativo di Bocao, che prova a piazzarla. Moliterno si distende e para. La classica giocata di Bocao, rincorsa lunga e poi piattona a cercare l'angolo. Michelangelo, Mentasti, Dudu, Mentasti, Matteus, viene Michelangelo incontro, servito, la palla arriva a Mentasti che prova a lavorarla e poi Bocao. Hanno qualcosa da dirsi a distanza Bocao e Mentasti. Bueno, scarico, Raubo prova a tenerla, Podda in pressione, Dudu vorrebbe Bueno, serve invece Matteus. Ora da Bueno, arriva con i tempi giusti Gianluca, poi gran giocata su Dudu, prova lo stesso su Matteus ma non passa Silvestri con un tentativo tutt'altro che pericoloso. 6 minuti di gara, più Fortitudo che Catania, però il risultato dice ancora 0-0. Ancora tutta bassa e raccolta la Fortitudo per la giocata a memoria sul quarto uomo che è Raubo. La lavora su Matteus. Ora Bueno a campo anche per andare verso la porta. Tornatore non preciso ma comunque sventa la minaccia. Ora Dudu. 1 contro 1 con Podda. Dudu sul destro e calcia. Sull'esterno della rete. Tornatore con le mani colpisce la parte alta del palazzetto, allora rimessa per la Fortitudo. Bueno, Raubo incontro, Matteus di prima nello spazio per il terzo uomo che sarebbe dovuto essere Dudu, che però è rimasto fermo. Gianluca, Raubo brecca e manda in porta Bueno, ottima chiusura di Silvestri. Ancora Gianluca,
riesce a far passare il pallone, possibile 3 contro 3 di là, giocata di Anderson su Matteus, doppia suolata, Anderson di là, podda con la punta, Dudu nel posto giusto e poi Matteus senza badare allo stile. Bocao verso Pulvirenti. Molitiero non ha già mossa per Cutrupi. La porta avanti con la suola, poi scarico su Raubo. Di là da Dudu, si torna dal 18. Cutrupi pressato da Musumeci. Non può tornare da Molitierno che infatti la lascia sfilare, angolo per la meta e Turmena sul punto di battuta, palla scavata per Musumeci, controllo orientato col petto, poi destro alto da parte del capitano degli uomini oggi in maglia bianca, giocatore totale nel giro della nazionale. Cutrupi, Lugero con la suola verso Cutrupi, doppio tocco ospite, allora angolo per la Fortitudo, Cutrupi forte dentro, Musumeci per poco non se lo fa da solo. 12:29 da giocare, ancora 0-0 al Palavinium. Gattarelli, Michelangelo di prima, colpito in pieno Musumeci. Cutrupi, Gattarelli, gran giocata su Lugero che la mette giù splendidamente e poi lavora su Michelangelo. La vorrebbe Lugero di prima per Gattarelli, gran palla, sta arrivando Cutrupi, Gattarelli vuole andare da solo, ottimo lavoro di Gattarelli. Pallone di poco alto, Bocao scarica e taglia, Gattarelli prima di Pulvirenti, sulla seconda palla arriva Michelangelo, prova a tenerla, poi Musumeci pressato, gioca su Bocao, impreciso, rimane avanti la Fortitudo, spinta ora anche dal pubblico. Molitierno nella terra di nessuno, l'ora tornatore con le mani, movimento di Turmena, visto e servito male. Allora dopo il doppio errore degli estremi difensori, Michelangelo la muove e la riceve, dai verso Gattarelli, Lugero, Lopez e protezione, scarico sul 14 che ha spazio anche per andare da solo, destro incrociato, colpito Cutrupi. Musumeci, Turmena, Bocao, Turmena prova la giocata su Michelangelo che lo capisce prima
ed evita guai peggiori. Poi Moliterno di prima verso Ruggero che non può arrivare, ancora pressione chiesta ed ottenuta da mister Angelini, tant'è che il tornatore deve andare lungo con le mani, costretta poi a tornare indietro in palleggio la meta. Bocao ora verso Musumeci, Moliterno ha capito tutto, blocca e lancia Ruggero Lopez, la tiene, poi arriva col mancino Gattarelli, risposta attenta sul primo di tornatore. 10:31, quasi alla metà della prima frazione. Continuo a dire più fortitudo della Meta Catania, ma ancora senza reti. Michelangelo al volo. C'è bisogno del panno. Turmena, Musumeci, Turmena lunga, Bocao deve lasciar sfilare. Moliterno verso Ruggero, la palla passa, finisce in rete, ma chiaramente non è un gol valido. Allora tornatore l'ha già rimessa in rete, l'ha già rimessa in moto, scusate. Musumeci prova l'1-2 con Bocao, arriva Pulvirenti a breccare, che poi prova a ripartire ma la perde. Ruggero Lopez in porta, Bocao in figura. Gattarelli, Ruggero la tiene, prova a servire Michelangelo, allora Pulvirenti può strappare, Pulvirenti cambio lato, Ruggero Lopez prima di Bocao, Cutrupi punta al centro e cambia lato, ora da Ruggero Lopez che la lavora sul 14. Michelangelo può sfidare Turmena, scarico sul 9, cambio lato su Cutrupi, sta arrivando di qua Gattarelli servito, Gattarelli di prima per Ruggero Lopez che lascia sfilare e poi prova a tornare da Gattarelli, ancora senza fallo. Musumeci, Silvestri, poi Turmena, scavetto di Musumeci per Silvestri, arriva prima Moliterno, poi Turmena duro su Cutrupi che fa sparire il pallone. C'è un altro giallo in arrivo e per ammonito dalla panchina Gattarelli. Bueno, Dudu, Moliterno, Mateus, Bueno nello spazio, ancora un movimento opposto e contrario quello di Dudu. Due quintetti che si muovono in maniera completamente diversa, è chiaro, hanno caratteristiche diverse perché in uno c'è Ruggero Lopez che è un punto di riferimento fisso per la Fortitudo, intanto Silvestri a metà, Raubo prima, poi Moliterno via. Dicevo e concludo
qui diciamo pesa un po' l'assenza di un pivot con quelle caratteristiche, perché Raubo poi funge anche da laterale e quindi due quintetti completamente diversi per una Fortitudo che fin qui sta interpretando molto bene la gara. Gara che però è ancora ferma sullo 0-0, tornatore lungo. Il pallone che sfila, Moliterno con le mani, Dudu, Bueno, Mateus, Dudu, Bueno, è libero in banda ma Dudu vuole andare da solo, Mateus, ancora Bueno, servito ora contro Anderson, prova a sfidarlo, in aiuto arriva Mateus, scarica e si infila il numero 11, Raubo la lavora, Dudu, sfidato Gianluca, ondeggia Dudu spostando appena il pallone, poi Mateus forte, murato da Anderson. Mateus, Bueno, poi Raubo ancora con Dudu, Bueno sul mancino, cambio lato, ha capito tutto Gianluca che poi abbozza anche una minima pressione. Questione che arriva ora sul primo controllo di Dudu, Raubo, gran lavoro su Silvestri, Bueno, cambio lato, impreciso. Può respirare la meta Catania. Podda, Silvestri, ancora Podda, Dudu, forte impressione, Podda non vuole giocare col portiere, allora va da Gianluca che ha cercato un ausilio in banda, ma Anderson è andato dalla parte opposta. Mateus ora rischia un po', arriva Raubo, gran protezione, gran lavoro, Dudu ancora per Raubo a lavorarla a metà, rinviene Gianluca e palla che termina a tornatore con le mani verso Anderson, riesce a controllarla col petto, poi il pallone termina a Moliterno. E Bueno può ripartire. Raubo incontro, ancora con Bueno, Dudu, Mateus sull'alto sinistro del campo, poi Dudu di prima verso Raubo, ottimo lavoro tutto con l'esterno del destro per il numero 18, ora Bueno può andare in isolamento, Bueno col destro, palla forte dentro, Silvestri ben appostato, riesce a sporcare la traiettoria in out. Fa rettificare il punto della battuta l'arbitro, palla fuori per Raubo al volo, che stremato ottiene il cambio da Lugero Lopez. Turmena con la solita giocata a cercare il pivot che questa volta era Bocao, che torna rapidamente sulle tracce di Lugero Lopez. Dudu riesce a passare, Dudu forte da Lugero che riesce a deviarla ma soltanto in out. Tornatore verso Pulvirenti, Cattarelli con la testa, Dudu ottiene il tocco di Turmena e poi
altro giro a tirare il fiato Cutrupi, Michelangelo verso Lugero Lopez, controllo così e così, ma la lavora bene con la punta del mancino. Ora Gattarelli sterza sul mancino, prova ad andare in porta, conclusione potente ma murata. Ora Michelangelo, cambio lato su Cutrupi, sfidato Salamone, poi Lugero, palla dietro. Chiusura della difesa e, se non ho visto male, angolo per la Fortitudo. No, rimessa, ho visto male. Cutrupi l'ha già lavorata su Lugero che lascia scorrere, va a calciare. Stavolta sì, angolo per la Fortitudo. Quando siamo entrati nell'ultimo quarto della prima frazione, ancora 0-0. Michelangelo forte verso la porta, ancora conclusione larga. Dicevo 4:42 al termine. E dentro anche Mentasti. Ora Pulvirenti, braccato subito da Gattarelli, la palla riesce a passare. Michelangelo con un rischio la mette in out. E coach Quarra decide di fermare il tempo, 1 minuto di time out e prima sosta anche per noi. Vediamo cosa avrà preparato la meta Catania da questa palla inattiva. Salamone la muove per Turmena, conclusione Bocao sembra dire ripetila, rifalla ancora. E pallone infatti per Turmena che stavolta va dentro il campo, riesce a calciare da centrocampo trovando un angolo che impegna Moliterno e non poco, come aveva calciato Luis Turmena. Salamone, Bocao, Turmena verso Pulvirenti, scappato alle spalle di Lugero. Attento Moliterno, brividino per la Fortitudo. Quattro esatti alla pausa. Turmena la muove su Bocao, Solata destro murato, Pulvirenti in aria, prova a calciare, pallone largo, cenno d'intesa tra Bocao e Turmena. Moliterno verso Mentasti. Bocao non si intende con Pulvirenti e regala
una rimessa alla Fortitudo. Bueno, va in banda, Bueno col destro. Fallo di Mentasti e cartellino. Rivediamo, palla che va via, Bocao prova a rincorrerla, si disinteressa completamente di tutto il resto Giuseppe Mentasti, e secondo, anzi terzo giallo per la Fortitudo, dopo quello inflitto anche ad Alessio Gattarelli in panchina. Michelangelo prova ad andare su Turmena, passa la palla senza fallo di Bocao, e allora poi Mentasti. Bueno, Gattarelli, Michelangelo. Mentasti, Angelo, Bueno preferisce farla sfilar via. 2,55 alla pausa. Bocao con Tornatore, dopo il doppio scambio con Salamone, palla in out direttamente. Bueno, Mentasti, scarico e corsa nello spazio, poi Matteus, fitta di andare da Bueno e va da Dudu, doppia suolata e ricerca del terzo uomo che non c'è. Musumeci, Bocao, sterza e cambia lato, Podda per la prima volta insieme sul parquet, Podda, Musumeci e Bocao, poi Bocao si libera di Ruggero Lopez legalmente secondo il direttore di gara. Musumeci, la vorrebbe Bocao, Musumeci su Podda, ora Bocao strattonato senza fallo. Cutrupi su Ruggero Lopez, la tiene e serve Matteus, può andare anche in porta. Musumeci come può si oppone prima che il pallone possa arrivare a Tornatore. Dudu, Ruggero col tacco, Matteus anticipato da Gianluca.
Cutrupi al volo, doppia deviazione, poi Ruggero a metterla in porta, il gol che vale il vantaggio della Fortitudo. Sempre Ruggero Lopez. Il vantaggio della Fortitudo, fatto la firma del numero 9, Ruggero! Dopo il mancino al volo di Cutrupi era riuscito ad opporsi Podda spedendo il pallone sulla traversa, che è rimasto nelle disponibilità del 9, che comodamente ha depositato in rete il gol del vantaggio. Bocao ora con un gesto proibito, rosso per Bocao, che ora va solo contro tutti. È una furia Bocao. (1:19) la pausa, episodio chiave al Pala Lavinium, rosso diretto per Bocao. Ammonito anche Podda per proteste. È una furia Bocao. Deve essere successo qualcosa, perché Bocao non si tiene. Se ho capito bene, rubando dal labiale dell'arbitro, si riparte con un 4 contro 4 perché temo sia stato espulso anche Matteus. Quindi forse abbiamo capito qual è stato il motivo della furia di Bocao. Forse una reazione poi di Matteus a palla lontana. Tutt'altro che contento anche Angelini.
e si torna a giocare con un insolito 4 contro 4. Kutrupi cercato nello spazio, ha coperto bene la profondità, seppur poca. Musumeci, Turmena, cercato Gianluca, Turmena ancora da Gianluca, la muove la meta. Musumeci sfida Kutrupi, ancora col mancino Turmena, può andare in porta. Kutrupi brecca, vuole uno sforzo di troppo per Dudu. Gianluca, Turmena rischia di perderla, scarica e gioca col portiere. Di là da Musumeci, punta Kutrupi che concede campo al capitano della meta. Ora Turmena prova ad andare sul destro, chiuso da Dudu. Turmena, Gianluca con la punta, ha pareggiato la meta alla prima occasione utile in un insolito 4 contro 4. La puntata di Gianluca a ristabilire la parità al tramonto del primo tempo. Michelangelo, Dudu, sfida Gianluca, Dudu prova ad andare sul destro, sterzata e poi suona la sirena alla pausa dopo un finale quasi thriller. Prima va avanti la Fortitudo, poi 2 espulsioni, poi il pari di Gianluca. Ciò che ne rimane è un 1-1. A tra poco. Espulso anche Matteus. Questo è il frame esatto che abbiamo la fortuna di poter rivedere dell'espulsione a Matteus che ci eravamo persi in live. Quindi, come detto, dopo l'espulsione di Bocao, anche quella di Matteus, e dopo il gol di Ruggero Lopez, quello di Gianluca. 1-1 a riposo. Allora riaccogliamo le Majorette di Pomezia in questo intervallo e un grande applauso a queste ragazze.
di Melchiorre. Ce l'ha qua, Fabri. Fabio. Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia per il recupero dell'8ª giornata del campionato di Serie A. Il primo tempo tra Fortitudo Pomezia e Meta Catania è terminato sul risultato di 1-1. In gol per i padroni di casa Lugero Lopez. Ha risposto in una situazione di 3 contro 3 sul campo Gianluca per l'1-1 finale. Situazione di 3 contro 3 nata dopo un episodio che ha cambiato e poteva sicuramente cambiare il pomeriggio di entrambe le squadre al Pala Lavinium. Mentre scorrono i gol, l'episodio che citavo, eccolo dopo il gol di Gianluca, forse avremo modo di rivederlo. La gomitata di Bocao sanzionata con un rosso diretto per il numero 14, da lì parapiglia in campo e a farne le spese è stato Matteus, che ha preso anche lui un rosso diretto. A questo punto mi viene da pensare per una protesta forse troppo accesa o un colpo di troppo visto dalla terna. Quel che abbiamo visto noi, che ci eravamo persi questo dettaglio, è che comunque ne è uscito il rosso e quindi si ripartirà in una situazione di 4 contro 4 nonostante il gol subito dalla Fortitudo. E siamo a meno di un minuto dal ristabilire entrambi i quintetti. Sul pallone c'è Gianluca, si ripartirà con gli stessi che hanno chiuso il primo tempo, ad eccezione di Dudu, perché al suo posto vediamo Michelangelo. Musumeci punta al centro e si appoggia su Gianluca, che vorrebbe un 1-2 preso da Cutrope. Michelangelo, scarico su Moliterno, che poi vuol tornare dal 14, colpito però Gattarelli. In qualche modo Michelangelo sulla seconda palla si va tutto il campo con e senza la palla. Michelangelo ora da solo, destro forte, un secondo come dice l'arbitro al crono. E ristabilita la parità in campo, dentro Silvestri da una parte, dentro Lugero dall'altra. Ora Michelangelo prova ad andare in fascia su Musumeci, Tornatore arriva prima. Gianluca, Gattarelli in anticipo,
Turmena vede Moliterno fuori dai pali, prova a sorprenderlo, occhiataccia di Moliterno. E pallone rimesso in gioco su Michelangelo, fischio a palla lontana, fallo commesso da Luggero, fallo commesso da Luggero, il primo della ripresa. Anderson prima di Gattarelli, lavoro in mezzo a due, poi Turmena, Salamone, ancora dal 17 che può sfidare Michelangelo, Cutrupi dà una grossa mano al 14. Salamone, Anderson la tiene sotto la suola, poi murato da Luggero, Cutrupi riesce a scaricare su Gattarelli, poi Luggero nel traffico, Michelangelo a lavorarla, palla verso Gattarelli che perde grip col terreno, così come Salamone. Mancano gli appoggi sul parquet, la rimessa è della Fortitudo. Dudu, Michelangelo calcia col destro, Tornatore più per le immagini che per il tiro. Michelangelo, Dudu, palla fuori per Cutrupi, Solata, Mancino, Anderson in traiettoria. Dudu, Angelo, va via ad Anderson, palla forte verso Dudu, fuori Cutrupi, Luggero. Non se l'è sentita di calciare Cutrupi, ha preferito provare un'assistenza per Luggero Lopez. Tornatore, palla direttamente fuori, ma comunque applausi da parte della panchina. Dudu scarica e va, Bueno in banda, palla fuori. Silvestri, Podda, chiedono due, Salamone che poi si perde il pallone, allora Luggero sotto la suola, fa arrivare Dudu, il numero 30 riesce a scaricare su Bueno, sfidato Salamone, cercato Raubo, ancora Bueno, poi Salamone prima del 18, gran lavoro nel numero 8 della meta. Dudu, prova ad andare Dudu, ultimo tocco il suo. Anderson, solito enorme lavoro del pivot in maglia 27, cercato ora da Tornatore. Moliterno come può. Bueno, Luggero Lopez, Raubo, Dudu, Luggero dopo il doppio rimpallo, poi Raubo, Bueno contro Salamone, sulle gambe lo aspetta il numero 8, Dudu col controllo orientato, Bueno di prima, Luggero, poi Raubo, ancora Bueno, ancora Luggero. Bueno prova ad andare in mezzo a due, Turmena in qualche modo lo rallenta, poi Luggero da Dudu, Bueno
con lo sguardo da Ruggero col pallone da Dudu. Ora Raubo di qua, controllo e uno sguardo al pivot e ancora giro su Bueno, che poi prova la giocata su Ruggero, che sembra dirgli alzala un po'. Tornatore con le mani verso Turmena, Moliterno su Ruggero, stremato dopo aver corso all'indietro, infatti la butta più lontano che può. Salamone, Gianluca, Turmena prova ad andare, Dudu fa protezione, ultimo tocco di Dudu, anzi no, non l'ha toccata il numero 30. Rimessa con le mani per Moliterno, forte verso Ruggero Lopez, braccato e cinturato da Tornatore. Nulla secondo la terna. Turmena, Dudu prima di Pulvirenti, di là da Ruggero, ha perso il tempo la Fortitudo. Dudu, Bueno, sposta, pensa anche alla conclusione. Gianluca in stirata. Gianluca cerca subito la porta, c'è Moliterno. Bueno, Pulvirenti prima di Dudu, poi Bueno, Angelo e poi Ruggero Lopez. Pensa anche alla conclusione. Sinistro deviato, angolo per la Fortitudo. Palla troppo lunga per Michelangelo, ma c'è stata una deviazione. Dudu, cambio lato su Cutrupi, alza il pallone e prova a rincorrerlo. Con buona guardia Pulvirenti che lascia a Silvestri. Palla lunga, Silvestri arriva, ma Gattarelli sulla seconda palla si complica poi un po' la vita. Silvestri a mettere ordine, Musumeci punta al centro, Musumeci prova a superare anche Ruggero Lopez, torna Cutrupi con un tocco forse di troppo, poi Gattarelli esce benissimo col pallone, cambia lato egregiamente su Michelangelo, chiede un movimento diverso a Ruggero Lopez. Gattarelli la muove sul 14, Ruggero sposta, vorrebbe il destro ma viene murato, poi Cutrupi, Michelangelo lasciato in isolamento con Silvestri, arriva l'ausilio di Pulvirenti, ancora Ruggero a fare un gran lavoro. Michelangelo cambia lato verso Gattarelli, fa sfilare Gianluca, torna a farsi sentire anche il pubblico di casa. Gattarelli, Cutrupi, Raubo, ancora Gattarelli, suola, non calcia, calcia poi ora, poi Cutrupi, potente col destro ma alto. Tornatore verso Pulvirenti che con la testa la manda in porta. Aveva già fermato il gioco il direttore di gara, secondo Pulvirenti e secondo la panchina non c'è stato il tocco di Pulvirenti. Se la ride Quarra, non riusciamo a capirlo dal replay. Comunque il fischio è arrivato prima, quindi
non si può parlare di gol annullato. E Gattarelli l'ha già rimessa in gioco. Raubo, cambio lato per Cutruppi che arriva come un treno, sterza sul mancino e per poco non riesce anche a calciare. Gran lettura della difesa della meta. Poi Gattarelli ancora in anticipo su Polvirenti, prestazione fin qui in maiuscola del numero 4 della Fortitudo. Podda rientra, non calcia, va da Musumeci, arriva Dialluca, Pulvirenti prova a giocarla di prima sul numero 6, Gattarelli ha un'idea diversa. Podda, Musumeci può sfidare Cutruppi, Musumeci la sposta sul destro, Musumeci in porta, l'avrebbe voluta Podda, preferito andare da solo il capitano, solo angolo per la meta quando siamo a 13 esatti dal tasto stop. Podda forte dentro, deviazione che non sorprende Moliterno, e allora Raubo, Cutruppi, Michelangelo, Cutruppi sulla pressione, riesce comunque a liberarsi del pallone. Gran lavoro poi di Raubo che rischia di perderla ma si protegge. Raubo, Moliterno, ancora per Raubo, senza paura la Fortitudo che ora ha a campo per andare. Gattarelli, Raubo riesce a tenerla, Michelangelo in protezione su Polvirenti, col tacco rischia un po', rischia anche di perderla, non c'è fallo, allora Dialluca contro Moliterno, non sbaglia nemmeno stavolta, è passata avanti la meta, punita al primo errore la Fortitudo. Dialluca fa doppietta e cambia completamente il parziale a Pomezia. Dudu, Raubo, vediamo come reagirà la Fortitudo. Occhio all'errore di Gattarelli, arriva Musumeci, poi Podda, può sfidare Dudu, Podda prova ad andare, Dudu ci mette il piede mentre Quarra comincia già a strizzare l'occhio verso il crono. Podda da Anderson, la tiene Anderson, palla per Pulvirenti, murato da Cutruppi. Palla scodellata verso Musumeci, tiro deviato 2 volte Musumeci, palla poi che termina in out. Dudu, Gattarelli, anticipo di Musumeci su Ruggero Lopez. Moliterno ancora da Ruggero, Podda con la punta. Ruggero dopo l'ultimo tocco di Musumeci va a muovere la rimessa. Dudu, Ruggero, Gattarelli, Cutruppi ancora con Dudu, palla alzata per Ruggero, Musumeci la strappa via,
poi prova ad andare in mezzo a due, Cutrupi la lascia lì, Gattarelli sposta e calcia, pallone largo. Mentasti prima di Anderson, poi Cutrupi, pallone scodellato dove non c'è nessuno. Musumeci verso Anderson che parte da dietro ma arriva prima di Mentasti. Dentro ancora anche Bueno. 10:26 allo scadere. Dudu, palla su Ruggero Lopez che prova a girarsi, ci riesce, messo giù da Musumeci, giallo anche per Musumeci, punizione dal limite per la Fortitudo. Bueno e Michelangelo sul punto di battuta, c'è il fischio. Bueno verso Raubo, un gol meritatissimo per Raubo dopo l'ottima prestazione e dedica al cielo. Del pistolare numero 18. Ha pareggiato la Fortitudo. Tagliamenti. Due a due ora e partita nuovamente in equilibrio. Sembra essersi riaccesa la fiammella della Fortitudo che si era un po' spenta dopo la rete subita. Bueno verso Ruggero. È stato fischiato fallo a Ruggero, il secondo. Parità anche nei falli, 2 a 2 anche lì. Ora Bueno può spingere la transizione, c'è Dudu in isolamento, servito Dudu sul cambio lato, Dudu entra al campo, suolata per Bueno, forte verso la porta. Silvestri ben appostato, poi prova ad andare dopo il ritorno di Mentasti come un treno Silvestri e Molitierno di prima. Silvestri col petto a mettere ordine, Salamone sfida Bueno, prova ad andare, Ruggero Lopez la ferma, poi la rivuole, la riottiene Bueno solo per un momento, si lotta anche da terra. Ha qualcosa da dire Salamone? Se ne esce con una punizione per la meta. Pulvirenti lascia Turmena e torna
dal portiere. Pulvirenti con la testa, Mentasti fuori. Salamone col velo, palla che esce. Bueno, Mentasti, Dudu, Moliterno, la vuole Lugero, cercato e trovato, col petto Lugero, la tiene, fa salire Dudu, lo attende Turmena, Dudu, su, Mentasti col piattone deviato, Giuseppe Mentasti, l'ha ribaltata la Fortitudo. E contro la Fortitudo! La Fortitudo rimette la freccia! Grazie al gol del numero 5, Giuseppe! 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 Deviazione fortunata per la Fortitudo e sul destro di Giuseppe Mentasti il risultato cambia ancora, di nuovo in vantaggio la Fortitudo. e 24 allo scadere, Turmena non trova il pallone e ora è Michelangelo a guardare il cronometro e a predicare calma. Moliterno verso Raubo, tornatore con i pugni. Gattarelli, Bueno, palla di Michelangelo verso Raubo, lascia sfilare Silvestri, Salamone, Turmena, di prima verso Pulvirenti. Gattarelli, Raubo non la tiene, allora Turmena, poi Silvestri, Raubo torna e ottiene il rimesso. Cutrupi, Bueno prova ad andare, il campo è finito, Pulvirenti ha fretta di rimetterla in gioco, la regala Bueno, che poi prova anche a ripartire, commette fallo. Dovremmo essere al terzo di squadra. Gianluca, scodella su Silvestri, pallone imprendibile per il numero 6. Dudu, Moliterno, palla fuori. Sette e 20 al termine. Coach Quarra sta pensando ad un time out per il portiere di movimento. Turmena entra nel campo, Gattarelli preciso sul pallone, poi Dudu, Raubo, Dudu, Cutrupi, Raubo, cambio lato, Gattarelli di prima, Dudu, Cutrupi col tacco, Raubo arriva, la tiene Turmena prima di Gattarelli, anzi Gattarelli prima di Turmena, è rimessa per la meta. Dice adesso mister Quarra, time out per la meta a 6:47 dal termine. E chissà che non possa già affidarsi al portiere in movimento.
come prevedibile si torna in campo con un 5 contro 4. Podda con la maglia nera di Tornatore e Salamone sul punto di battuta. Musumeci, Gianluca, Turmena non controlla il pallone, chiede calma a mister Angelini. Moliterno lungo, Tornatore deve parare e poi Salamone attende il ritorno di Podda. Musumeci, Gianluca, Podda, Musumeci, forte da Salamone che riesce ad andare via. Bueno, ultimo tocco proprio del numero 11 della Fortitudo, a 6 esatti dalla fine, angolo per la meta. Musumeci, Turmena, Podda, Salamone forte verso il secondo palo. Moliterno blocca, vorrebbe anche calciare, il palazzetto gli dice di no. Turmena, Musumeci 2 volte, prima da Salamone poi da Gianluca, doppio scambio con Turmena, Podda in angolo, ultimo tocco di Podda, Dudu con la porta sguarnita, pensa anche alla conclusione, poi gioca con Mentasti con calma. Bueno, ancora Mentasti, non si intende con Bueno. Musumeci, Turmena, Podda, Turmena, pensa anche alla conclusione, Salamone, Turmena, fischi di paura al Palalavinium, Turmena lotta con Bueno, ultimo tocco è rosso, allora ancora meta. Gianluca, Turmena, Podda dentro, Mentasti, la porta è vuota, Michelangelo, Gianluca prima che il pallone entri in rete. Spinge anche la transizione di là, sempre 5 contro 4, Turmena, cambio lato Musumeci, Salamone, Turmena, Podda, fa arrivare Musumeci, Salamone verso il secondo palo, Dudu verso la porta, traversa piena, a 4:20, sfortunata qui la Fortitudo. Salamone, Turmena ancora viva la meta, 4:10, Turmena, Gianluca di prima, Musumeci, controllo orientato, Turmena con la punta, Michelangelo in angolo. Podda, Turmena, Podda e ancora Turmena, Gianluca da Musumeci, controllo con l'esterno, pensa anche alla conclusione, Turmena, Podda, sterza poi ci ripensa, di là, Salamone forte, arriva Dudu, l'ha già mossa Musumeci, Gianluca, Podda ancora Dudu, da una parte all'altra, Musumeci, Gianluca controlla, ce l'ha sul mancino, piede debole, palla per Turmena, palo pieno.
a centimetri dal pareggio la meta. Gianfranco Angelini decide di fermare il tempo. Time out in casa Fortitudo, che ha tremato e non poco sul mancino di Turmena. Il possesso è della Fortitudo, si torna a giocare con 3:19 sul cronometro. Bueno da Ruggero, che ha il compito di tenerla più che può. Michelangelo da Moliterno, pressione di Turmena, palla lunga, Gianluca con la testa e poi Michelangelo. Dudu, pressato, Bueno, la scodella e colpisce la parte alta del palazzetto. Non contento Ruggero. Si torna a difendere. Musumeci scambia con Salamone, la muove su Turmena. Podda, Turmena sposta, Gianluca, Musumeci, ancora il numero 7. Salamone con le rotazioni la meta. Turmena, Mentasti con la porta vuota. Pallone largo. Gianluca chiama la giocata. Salamone, Musumeci, Podda, 2:20 allo scadere. Musumeci, ancora Podda. Turmena. Musumeci su Salamone. Ancora il capitano a governare l'attacco della meta. Turmena pensa alla giocata in banda e poi torna al capitano. Gianluca, Salamone, palla fuori, Musumeci orienta, Turmena, finta di calciare e Dudu prima di Podda. Dudu la tiene ferma, Dudu, palla fuori. C'è da soffrire in casa Fortitudo. C'è da attaccare per la meta. Musumeci, Gianluca pensa anche alla conclusione, poi scarica su Musumeci di là. Salamone col destro deviato. Michelangelo più lontano che può. Crampi per il 14. E si rialza ora si fanno sentire i sostenitori di casa a 90 secondi dal termine. Turmena, Musumeci, Salamone e poi Turmena. Scarico su Musumeci che ancora va da Turmena. Podda, Musumeci, Salamone verso il secondo palo. Chiusura di Bueno. Musumeci,
Salamone, Musumeci, Turmena, Podda, ora Musumeci, sempre per Turmena, ce l'ha sul destro con la punta, prima Moliterno e poi Bueno, esulta tutta la panchina. Ancora Crampi per Michelangelo, 53 secondi. Indicazioni di Guarra mentre Michelangelo viene aiutato da Musumeci. Dentro Cutrupi perché Michelangelo non ne ha più. Turmena, finta di calciare col mancino, poi va sul destro, ancora Turmena per Gianluca col piattone, Mentasti e poi Bueno. Musumeci la mette in out a 36 secondi. Dal traguardo Moliterno verso Mentasti che prova a tenerla ma non può fare meglio di così. Torna Podda e forse l'ultima, se non una delle ultime occasioni della partita per pareggiarla. Gianluca, Musumeci appostato sul secondo palo, c'è Podda, Turmena ora dal numero 2 di là da Gianluca, Velo, Salamone verso il secondo palo, Turmena col mancino, Cutrupi con tutto ciò che ha per evitare il gol del pari della meta. 12 secondi, chiede di più mister Quarra, sono tutti in piedi al palazzetto. Musumeci prova ad andare da solo, Musumeci verso Salamone, tiro murato, 4 secondi, palla forte, Gianluca fuori, Musumeci prova a calciare la palla, la prende Dudu, suona la sirena, titoli di coda, buona la prima per la Fortitudo che non fa sconti alla meta. Catania ha battuto 3-2 e prima sconfitta esterna in campionato per i siciliani. Un presidente, c'è solo un presidente, c'è solo un presidente. La Fortitudo vince il recupero dell'8ª giornata di Serie A, battendo 3-2 la meta Catania e conquista 3 punti molto importanti per quello che sarà il suo cammino in questo nuovo anno. Appuntamento a sabato quando a Pomezia arriverà l'Italservice Pesaro.